L'ERAPRA, l'Ente regionale per l'addestramento e il perfezionamento professionale in agricoltura del Veneto, è l'organismo di Confagricoltura Veneto che forma e sviluppa la professionalità degli imprenditori agricoli e di tutti i soggetti aderenti all'agricoltura. L'ERAPRA, che è iscritto all'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per la formazione superiore, ha partecipato attivamente a Fiera Agricola 2018, dando la possibilità a centinaia di studenti degli istituti agrari del Veneto di approfondire l'agricoltura di precisione e la cisgenetica. Fra i relatori dell'Università di Verona, il vicerettore professor Mario Pezzotti e Simone Speringo di Abaco, società leader in Europa nell'agricoltura di precisione. All'incontro d'apertura ha partecipato l'assessore regionale all'istruzione, alla formazione e al lavoro Elena Donazzan, che ha valutato più che positivamente le valide iniziative della formazione e dell'innovazione di ERAPRA Veneto. L'incontro è stato introdotto dal presidente di Confagricoltura Veneto, Lodovico Giustiniani, al quale sono seguiti i saluti del presidente di ERAPRA, Michele Negretto, e del direttore Luigi Bassani. Ferrari che non vedo, eccola lì, dell'Università di Verona. Do il benvenuto all'Abaco, società che si occupa di agricoltura e agricoltura di precisione, e do il benvenuto anche al presidente dell'ERAPRA, Negretto, che si occupa, l'ERAPRA è il nostro ente che si occupa della formazione in agricoltura, è qua presente con tutto lo staff che lavora in Veneto. Oggi abbiamo cercato di mettere insieme delle tematiche molto importanti, invitando voi che siete studenti di un istituto professionale, istituto agrario del Pari di Rovigo, tecnico, e per cercare di far capire quanto sia importante quello che è la formazione, quanto sia importante anche nell'agricoltura quello che è la innovazione e anche la ricerca, per cui abbiamo diverse persone che applicheranno questi argomenti. Io lascio per un brevissimo saluto la parola al presidente di ERAPRA, che è Michele Negretto, che porta anche lui il suo nome. Porto amicizia da tanti anni e come presidente di ERAPRA sono orgoglioso di vedere tanta gioventù qui davanti a noi. E io vi saluto, non mi allungo nei discorsi, il presidente Enrico ha detto tutto. Adesso il direttore di ERAPRA vi spiegherà che cos'è ERAPRA, quindi tecnicamente vi dirà cosa facciamo noi come ERAPRA, e vorrei ringraziare, visto che siamo qui come ERAPRA, i collaboratori di ERAPRA, tutti i dipendenti che collaborano a far funzionare ERAPRA Veneto. Grazie ancora. Che niente di più vi interessa in questo momento, è un buon ente di formazione, diciamo così. Vi dico due cose su quello che andate a vedere adesso. Noi faremo nei prossimi 3 giorni, in modo alternato, un'ora di presentazione di agricoltura di precisione e un'ora di presentazione di novità nella genetica nello specifico genetica agraria. Quindi siamo oltre il discorso degli OGM, siamo in una fase interessante e importante, è giusto che culturalmente voi lo sappiate. L'agricoltura di precisione, non vi anticipo, vedrete. Quello che a me interessa, visto che voi siete giovani e vi affacciate ad un percorso di opportunità, farvi notare che queste nuove tecnologie, spesso si parla di le nuove tecnologie sottraggono posti di lavoro, no, guardate che creano occasioni per professionalità più articolate e complesse. Qui dentro voi trovate opportunità che troverete se avete un'azienda nella vostra attività, se vorrete lavorare come competenze culturali e professionali voi per avere un futuro anche nel mondo lavorativo. Ringrazio l'assessore perché questo è partito con il sostegno di un corso del Fondo Sociale Europeo finanziato dalla Regione Veneto, che ha portato a un corso di agricoltura di precisione che però è in via di fine.
ci ha fornito un argomento che adesso noi comunque continuiamo a proporre anche in forma divulgativa in ogni occasione possibile. Per quanto riguarda l'agricoltura di precisione, la dimostrazione e l'illustrazione la farà Abaco. L'agricoltura di precisione si basa su dei software, su dei programmi, su delle rilevazioni, sulla gestione di centinaia di dati, sulla rilevazione di centinaia di dati e sulla loro traduzione in informazioni per chi gestisce l'impresa. Sono una società affermata nel settore, gestiscono e forniscono la cartografia per tutti gli uffici della Regione Veneto, per l'ADEPA, e quindi hanno una grande riconosciuta esperienza. Io non vado oltre, lascio la parola per un saluto all'assessore all'istruzione e alla formazione Donazzan, poi sarà il turno del vostro momento di approfondimento. Se avete domande, fate domande. Prima di uscire riceverete una chiavetta. In questa chiavetta c'è tutto il programma che voi ascolterete di agricoltura di precisione, e avrete anche tutto il programma di quello che non vedete, che sarà quello successivo, di genetica, con la presentazione del nostro presidente di Verona. La chiavetta è astutamente fatta per non essere cancellabile, quindi mi dispiace per voi, ve la dovete tenere così, però siccome siamo buoni c'è anche uno spazio libero dove ci potete fare quello che volete, quindi è un bel passaggio. Vi ringrazio. Una lezione in un altro luogo, e una lezione che viene fatta, posso anche bella e affascinante. Fiera Agricola è una delle fiere più importanti per il mondo dell'agricoltura di tutto Sud Europa, e voi siete studenti di un istituto tecnico che ha ovviamente la predisposizione verso questo, professionalizzante verso questo settore di riferimento. Quindi diciamo che oggi fate una lezione all'interno della fiera. Ringraziamo Confagricoltura, che è un'associazione di categoria, cioè volontariamente le imprese del settore possono o meno decidere di iscriversi ad un'associazione. Che cosa serve e perché è utile? È utile perché da soli gli impegni che oggi il mondo dell'economia mette in campo sono significativi. Pensate a tutti gli aspetti finanziari, delle normative, dei servizi, della parte di formazione. Uno può decidere se si arrangia o se prova a ragionare in sistema. Un'associazione di categoria si occupa di questo, fa sintesi degli interessi. L'associazione di categoria Confagricoltura oggi ha deciso di dedicarsi al mondo della formazione della scuola in un dialogo. Terza considerazione: oltre a fare una lezione e avere un interlocutore importante come un'associazione di categoria importante, perché il livello, per esempio, nei confronti della politica e del decisore politico, decisore della cosa pubblica, come si fa una norma, perché si fa in quella direzione, perché quel regolamento deve essere fatto in un modo o nell'altro, voi immaginate che cosa significherebbe se non ci fosse un unico interlocutore, una babele di voci. Allora per me è importante essere qui ad ascoltare quali sono le esigenze del mondo imprenditoriale associato, ed è quello di dire oggi che il mondo è estremamente veloce, dove cambia tutto, la tecnologia è parte della nostra vita quotidiana, lo è ancora di più nella nostra vita imprenditoriale e del lavoro. E se questa associazione di categoria apre un dialogo così stretto con il mondo della scuola, io che mi occupo di scuola e di lavoro devo esserci. Ci siamo concentrati e utilizzato la nostra esperienza per cercare di tradurre nella maniera più semplice possibile tutta quella che è l'enorme massa di dati che il data, le macchine e i satelliti ci mettono a disposizione in questo modo. Il sistema sostanzialmente è molto semplice, praticamente ci permette di passare da uno strumento di conoscenza del territorio, quindi aerofoto ad alta precisione con grado di precisione 1 pixel per centimetri, storicizzate dagli anni 80 fino ad oggi, conoscenza dell'azienda alla piattaforma vera e propria e tutte le app che la accompagnano. Abbiamo app sia di realtà aumentata che vi permettono di utilizzare tutta questa informazione direttamente in campo, piuttosto che gli strumenti che aiutano l'azienda a prendere la decisione giusta nel momento giusto, facendo l'operazione giusta e corretta.
Alcuni degli indici che sono a supporto sono qui velocemente rappresentati, sono l'indice NDVI che ci dà una rappresentazione dell'andamento della cultura in campo durante l'evolversi del tempo e in seguito alle azioni che facciamo, indici di stress piuttosto che indici di evapotranspirazione, che ci permettono di scegliere cosa fare in quel particolare